All'inizio del 1937, Carlo Rosselli è costretto a rientrare a Parigi per un attacco di flebite e i postumi di una ferita. I mesi trascorsi in Spagna, l'esperienza della condotta militare e politica del conflitto, gli stessi inevitabili contrasti fra militanti di diversa ideologia, lo hanno convinto che occorre trovare al più presto un terreno di intesa democratica fra le varie componenti antifasciste, dai liberali ai comunisti, in vista di un intervento di tutte le forze popolari contro l'offensiva scatenata dai regimi fascisti europei. Azioni particolari su persone incomode. Affare Vagliasindi, scopo guadagnarla la nostra causa. Affare Pistolesi, scopo guadagnarla la nostra causa. Affare Bonomini, scopo eliminarlo. Guarda. Affare Rosselli, scopo eliminarlo. Carlo.